Non sei capace? Resta a casa a pulire. Sei una miracolata ad allenare questa squadra. Sono state solo una piccolissima parte degli insulti, molti a sfondo sessista, subiti da Eleonora Carrer, coach della squadra maschile di Azzano X di basket che milita in Serie D. L'ennesimo episodio l'ha fatta propendere a far sentire la sua voce con un post Facebook che è arrivato sulla famosa pagina, la giornata tipo. È accaduto che mi sono sentita dire che sei una donna non puoi allenare o sei una donna non capisci niente di pallacanestro e in aggiunta sei una miracolata, se l'anno scorso hai vinto il campionato è grazie ai giocatori e non grazie a te. E da lì mi sono sentita male e subito dopo la partita i miei giocatori sono venuti a rincuorarmi e dicendomi delle cose veramente belle e mi hanno fatto scoppiare in un pianto che è stato un misto tra la felicità di quello che mi hanno detto i miei giocatori, però anche una ferita comunque che sentivo che iniziava ad aprirsi. Non era la prima volta che mi succedeva, mi è successo anche da ragazzina o quando giocavo, che ti dicevano sempre al basket femminile non è basket, siete lente, ma vai a lavare i piatti, vai a fare qualcos'altro invece di giocare a basket. Però bisogna far capire che ognuno di noi, che sia maschio o che sia femmina, può avere una passione, vuole coltivarla. Messaggio chiaro, forte, per sensibilizzare, smuovere le coscienze su un problema di lunga data con gli impianti sportivi che vengono visti spesso come luoghi simili a valvole di sfogo primordiali, ma per fortuna ha avuto Eleonora anche tanto appoggio e sostegno. E sono arrivati una marea di messaggi di solidarietà, solo solidarietà, neanche un haters, nessuno mi ha scritto qualcosa di negativo, quindi sono contenta. Mi è dispiaciuto però ricevere messaggi da parte di donne che si sono trovate nella mia stessa situazione, che però mi hanno ringraziato per quello che ho fatto e anzi hanno detto che non si gireranno mai più dietro all'insulto, ma cercheranno di fare qualcosa. Ho ricevuto un bel messaggio da coach Vertemati, l'allenatore della 2 di Udine, dove mi invitava ad assistere col mio staff a uno dei suoi allenamenti e mi ha detto le porte qua sono sempre aperte per te, quindi mi ha fatto un piacere veramente immenso e lo ringrazio.